Oggi è venerdì 22 novembre 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 22 novembre 1963. Alle 12:30, mentre nel corso di una visita ufficiale a Dallas sta attraversando la città a bordo di una limousine scoperta insieme alla moglie, Jacqueline Bouvier, il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, viene raggiunto da alcuni colpi di fucile. Ferito anche il governatore del Texas, John Connally, che viaggia sulla stessa auto insieme alla moglie Nellie. Poco dopo Kennedy muore. Alle 13:50 la polizia arresta Lee Harvey Oswald, operaio ed ex marine, per l'assassinio del poliziotto Jefferson Davis Tippit, ucciso 45 minuti dopo Kennedy. Alle 23:30 Oswald viene accusato formalmente di essere anche l'assassino del presidente. Lui si dichiara innocente. 2 giorni dopo, prima che possa essere intentato un procedimento a suo carico, mentre viene portato in tribunale, nel seminterrato della stazione di polizia di Dallas è ucciso a sua volta a colpi di pistola da Jack Ruby, proprietario di un nightclub della città ritenuto legato alla mafia. Ruby dichiara di essere un grande patriota e di essere rimasto turbato dalla morte di Kennedy. Durante la pur breve presidenza di Kennedy, un giovane liberale che sconvolge vecchi schemi consolidati, avvengono fatti che segnano la storia. La crisi di Cuba, il muro di Berlino, la conquista dello spazio, gli antefatti della guerra del Vietnam, il movimento per i diritti civili degli afroamericani. Le cronache ricordano anche la vita privata di Kennedy molto movimentata da numerosi ed episodici rapporti extraconiugali. Il più noto dei tanti è quello con Marilyn Monroe. Dopo 54 anni vengono desecretati alcuni fascicoli sull'assassinio di Kennedy, da cui risulta che 25 minuti prima dell'attentato un giornalista britannico a Cambridge era stato informato da una telefonata anonima di grosse notizie da apprendere telefonando all'ambasciata americana e attendendo, e che lo FBI era stato allertato di un possibile attentato, mentre la CIA da 2 mesi stava seguendo alcune attività sospette di Oswald, entrato in contatto in Messico con intermediari sovietici e cubani, del quale poi una telefonata anonima all'FBI, dopo il suo arresto, aveva annunciato l'omicidio. Tutti elementi che hanno dato nuovo vigore alla tesi per cui l'atto di Oswald sarebbe frutto di una cospirazione con l'appoggio della CIA contro le politiche liberali di Kennedy. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.